Benvenuti, buonasera a tutti. Non mi resta a dire che devi ballare. Allora, benvenuti a questo grande evento. Mi fa tanto piacere ovviamente a tutto il coro vedere quanti siamo, quanti siete presenti. Per noi è una bella soddisfazione, non solo per noi, ma credo anche per tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. Devo iniziare ovviamente con i ringraziamenti perché per riuscire a realizzare tutto ciò senza le persone che ci aiutano non riusciremo a realizzare. Ad iniziare dal nostro coro, il gruppo polifonico caprivese, e alla sua maestra Lorella Grion, perché ovviamente siamo una squadra e nel momento in cui abbiamo deciso di progettare questo evento il coro ha accettato e siamo stati solidari con la proposta e con l'idea. Che l'idea è nata proprio da Barbara, ti prendo contropiede, è nata perché Barbara non è da tanto con noi nel coro, una corista, fa parte del gruppo polifonico e tempo fa, parlando in una sera sui nostri progetti dell'attività, abbiamo sempre cercato di valorizzare il nostro territorio attraverso le persone che lo costituiscono. E vedendo Barbara ci è venuta l'idea, perché non parlarne dell'orchestra Marcossi? Devo dire che sul momento Barbara è venuto un mezzo colpo, però poi il progetto pian piano si è valorizzato, ne abbiamo discusso, ne abbiamo parlato. Pertanto, oltre al nostro coro, è giusto che ringraziamo tutta la famiglia Marcossi che ha accettato questa proposta e che poi Barbara vi spiegherà nello specifico la storia di questo libro. E non posso però dimenticare che la famiglia Marcossi era anche composta dalla nostra carissima Gianna, che non c'è, ci sarebbe tanto piaciuto averla qui con noi, per cui un pensiero rivolto a Gianna, a tutta la sua persona, ciò che è stata. Inoltre i ringraziamenti a chi ci sostiene finanziariamente, in una certa parte, all'USCI regionale, all'USCI FVG e alla regione ovviamente Friuli Venezia Giulia che ci sostiene con il contributo e di conseguenza alla banca, la Cassa Rurale di Capriva, di Cinico, che ci aiutano con un po' di contributo, ma a tutti loro vanno il nostro ringraziamento. E a riguardo vorrei leggervi una nota che mi ha inviato il responsabile della filiale di Capriva, il signor Paolo Dean, e mi dice che ringrazia per l'iniziativa e per l'invito ricevuto, che però spiace comunicare che questo sabato non potrà essere qui presente perché per impegni lo porto fuori Capriva. Vi giungo l'apprezzamento della nostra banca per questa pubblicazione, una parte di storia di questo territorio che non deve essere dimenticato. Certo che l'evento che avete preparato in una cornice di indubbio valore, qual è Russins Superiore, incontrerà il gradimento dei presenti e colgo l'occasione per inviare a lei, al direttivo e ai soci dell'associazione da lei guidata i più cordiali saluti. Ci tenevo a farvi sapere appunto che ci sono vicini e che hanno appunto mandato questo saluto. Inoltre ringrazio il Comune di Capriva, sempre per il sostegno, anche per la vicinanza che è con noi, e non per ultimo però l'azienda Russins Superiore che ci accoglie in questo splendido luogo e che ci hanno dato l'opportunità di poter incontrare e realizzare tutto ciò. Detto ciò, io credo di aver ringraziato chi di dovere e lascio adesso però la parola a Barbara Macor che vi spiegherà il perché e la storia di questo libro. Ancora un momento, Barbara, per cortesia, vorrei lasciare la parola al sindaco Daniele Sargon e poi a Diego Moretti, consigliere. Tiziana, grazie. Oh, quanta gente! Bene. No, innanzitutto buonasera a tutti. Venendo qui mi sono chiesto cosa dico questa volta della Orchestra Marcossi che non ho
conosciuto, essendo classe 1981, no? Neanche le ultime edizioni, credo di non averla. Ecco, quello che invece mi è venuto in mente e che mi sento di dover dire sono quello che ho sentito dire della Orchestra Marcossi, perché innanzitutto, cogliendo l'occasione di ringraziare il coro polifonico caprivese per questa iniziativa di ricordo di questa entità orchestra, ma poi vedremo insomma di una famiglia che ha dedicato tutta la sua vita e per 3 generazioni al mondo della musica in generale. Quindi un grazie al coro che aveva già fatto lavori così importanti su altre personalità della musica caprivese, e quindi il coro va oltre e sa anche lasciare dei lavori per poi appunto ricordare queste che erano l'orchestra anni 40, anni 50, momenti di spensieratezza ma momenti di grande musica anche, con tutti coloro che hanno fatto parte, Ferruccio, il maestro, da lui in poi. E quello che mi ha stupito è il numero di persone che ha coinvolto questa orchestra. Cioè era un'orchestra che ha saputo coinvolgere negli anni tanti musicisti, professionisti, meno professionisti, amanti della musica e della musica in generale, e quindi quello credo che sia il secondo valore di quell'orchestra, che tanti ricordano con tanto affetto e anche, dai caprivesi in particolare, con un pizzico di orgoglio, che questa è una cosa che credo gli dia ancora un valore in più a quella che è la storia di questa orchestra. Però questa orchestra è evidentemente legata in maniera inscindibile alla famiglia Marcossi, e quindi ci permette anche di ricordare da Ferruccio ai figli, e io direi anche ai nipoti, che appunto per 3 generazioni portano avanti nella loro famiglia questa loro passione, professione, capacità, e lo fanno, credo, oggi come ieri, anche portando il nome di Capriva del Friuli in giro per il mondo. Quindi grazie al coro e soprattutto grazie a tutti coloro che sono qui oggi presenti. Grazie signor Sindaco, adesso lascerei la parola al consigliere regionale Diego Moretti. Sindaco ha già detto tutto, effettivamente il colpo d'occhio da qui è molto insomma, bello, perché testimonia come quello che diceva poco fa il sindaco, insomma, questa orchestra, questo pezzo di storia della vostra comunità, della nostra comunità, vi ha lasciato tanto anche in tutti voi. Giustamente è stato detto che l'orchestra ha coinvolto tantissime persone, e questo credo testimoni come l'orchestra non è solo per chi, voglio dire, la vive direttamente suonando e girando, insomma suonando quello che ovviamente l'orchestra per cui è fatta, ma testimonia un coinvolgimento più completo. Credo che questo sia la cosa più bella nel momento in cui a distanza di tanti anni che non c'è più, questa orchestra richiama ancora questa storia richiama ancora tanta gente, per cui davvero complimenti a te Tiziano e al gruppo polifonico caprivese, perché preparare pezzi di memoria aiuta a tenere in vita anche a distanza di anni appunto la memoria di una comunità, e complimenti a quelle realtà che hanno sostenuto finanziariamente questa opera, perché dietro alle 72-73 pagine del libro ci sono impegno, ci sono ricordi, ci sono esperienze che non vanno mai disperse. Grazie veramente, grazie a Giorgio, a tutta la famiglia Marcossi e al gruppo polifonico caprivese.
E adesso lascio la parola, prima di lasciarla poi a Bruno Razza, che sarà il moderatore di tutta la nostra presentazione, che scoprirete con i vostri occhi e con le vostre orecchie, sarà una bella sorpresa per tutti. Lascio la parola a Barbara, che ci racconterà un attimo sulla storia del libro. Grazie, buonasera a tutti. Mi tolgo me stessa dall'imbarazzo dicendovi subito che ho fatto soltanto da tramite, nel senso che rappresentavo il collegamento fra il coro, che ha avuto questa bellissima, a mio personalissimo parere, bellissima idea, intuizione, e appunto la famiglia di cui mi onoro di far parte. Voglio raccontarvi come è nato questo libro, perché questo non lo potete capire guardandolo, quindi avevamo a cuore di dirvi come è nato. È nato naturalmente dalla proposta che ci è stata fatta, ma noi, come ha ricordato Tiziana prima, eravamo estremamente scettici sulla possibilità di arrivare in fondo. Perché? Perché non avevamo nulla, avevamo pochissimo materiale da cui partire, pochissimi documenti, pochissime foto, veramente poche. Abbiamo detto come facciamo? Ecco, allora il nostro è stato un viaggio di recupero memoriale. Io qui alla mia sinistra ho una memoria della famiglia, perché veramente è stato un percorso di recupero un pezzo alla volta, che poi ci ha portato a contattare tantissime persone, e devo dire che un aiuto grandissimo, veramente fondamentale, è venuto dalla famiglia Grion, dalle sorelle, dalla signora Anna Maria e della signora Alida, ecco, che ringraziamo ulteriormente, perché da loro sono venuti materiali importantissimi, sia fotografico che audio, e lì sta il bello, appunto, soprattutto. E questo lo sentirete o potrete appunto toccare con mano soltanto qui questa sera, perché non ci può essere nel libro. Nel libro c'è il racconto che abbiamo ricostruito con grande fatica, ma con l'aiuto di tantissime persone. Abbiamo già fatto per iscritto i ringraziamenti, ma vanno aggiunti, diciamo, quelli che sto ricordando e che ci sono nel libro, in particolare alle persone che ci hanno aiutato anche per mettere insieme questa serata, perché nemmeno questo è stato facile, nel senso che doveva essere fatto un lavoro sulle registrazioni, ad esempio, no? Allora anche qui potete vedere, ecco qua i nastri davanti a noi li abbiamo messi. Stiamo parlando di materiale che fra l'anno prossimo compie anche 80 anni, e quindi lavorare con questi nastri è stata un'impresa che Giorgio, bisogna riconoscerlo perché lo ha fatto da solo, ha ricostruito un pezzo alla volta, passando in digitale un materiale fragilissimo, delicatissimo. Di fatto questi nastri si sono rotti un'infinità di volte. Sì, potevamo rivolgerci a qualche tecnico specializzato, certo, anche questo si può fare, però il tecnico non sa su che cosa mette le mani, e quindi era importante che chi maneggiava il materiale audio potesse appunto sapere su che cosa stava lavorando e a che cosa prestare attenzione. Lo stesso tipo di lavoro l'abbiamo fatto sulle fotografie, appunto con l'aiuto di tantissimi. Dicevo prima i ringraziamenti, io direi ad Antonio Roversi, proprio dal profondo del cuore, perché ci ha messo passione, grande competenza e cuore nel produrre questo libro. Un ringraziamento in particolare va a Giancarlo Tuzzi, senza il quale non saremmo riusciti ad organizzare nel modo corretto questa anche la proiezione che vedrete. Ringraziamento
a Bruno, ma avrete modo di sentire, a tutto il Polifonico, alla loro grandissima disponibilità, e basta, mi pare di aver parlato anche troppo. Claudio, che è qui davanti a noi, che abbiamo ringraziato solo per la parte, diciamo, la parte delle fotografie per iscritto, adesso lo ringraziamo a voce perché le cose sono andate così, anche per il materiale audio, secondo noi preziosissimo, ecco, secondo tutti noi. Quindi basta, ho parlato tanto e spero di avervi detto cose interessanti. Una cosa a cui so che Gianni teneva, ecco, in questo nostro percorso di ricostruzione della storia dell'orchestra abbiamo avuto un'idea che ci ha sorretto sempre, quella di restituirvi il clima della fine degli anni 40, dell'immediato dopoguerra. Un clima, abbiamo detto Gianni, no? Che cioè, si usciva da un periodo tremendo, ecco, e c'era il desiderio di spensieratezza, di gioia, di allegria, no? E questo si è espresso attraverso il ballo e attraverso la musica. Senza questo concetto, che poi però ha fatto nascere l'orchestra, è stato lo spirito guida di tutta la sua storia, no? E di tutti gli strumentisti, che sono tanti, tutti lo stesso spirito. e abbiamo cercato nel libro di ricordarli tutti. È possibilissimo che qualche nome ci sia sfuggito. Grazie a tutti. Diamo inizio alla presentazione. Siamo tecnologicamente oggi spero che non succeda qualche equivoco con tutto quello che abbiamo provato. Allora, per me questo è un onore, un super piacere di essere stato scelto a fare questo ruolo, perché dopo vi racconterò, io sono stato il più giovane musicista assunto dall'orchestra Marcossi, avevo 7 anni quella volta, ma dopo vi racconto dopo. Però una cosa che ci tengo a dire, non si tratta di una presentazione di un libro come si fa di solito, si presenta l'autore, no. Questo si chiama l'apertura della scatola dei ricordi, e la scatola è questa. E nella scatola dei ricordi della famiglia Marcossi, perché di questo parliamo, ci sono delle cose straordinarie. La prima cosa straordinaria che ci tengo a farvi vedere sono queste. Questi sono i libretti su cui Ferruccio scriveva di suo proprio pugno le musiche. E addirittura lo scriveva per tutti gli strumenti, no? Quindi vedete, questa cosa è una cosa straordinaria, perché in quegli anni non è che si trovavano spartiti o registrazioni, e Ferruccio scriveva queste cose qui, e di queste ce ne sono 3 qui, ma ce ne sono a bizzeffe, e poi qualcuno anche ha rubato qualcuna, ma insomma pazienza. Quindi qui dentro ci sono i ricordi, e io questi ricordi ho cercato di metterli qui, e vi domando subito scusa che non pensiate che racconto la mia storia, perché non vorrei cadere in questo tranello, però ho fatto tante cose con i Marcossi, siamo un rapporto straordinario con loro di tutti gli anni che vivo ancora, e per cui ho dovuto portare ad esempio le mie esperienze con l'orchestra Marcossi. Quindi, sempre in questa scatola dei ricordi, c'è anche una cosa preziosa, che è questa che ha accennato Barbara, sono i ricordi, e sono ricordi musicali, che sentirete fra un po', no? Io li do qua alla Barbara, sono dei piccoli ricordi, sono 17 pezzi di registrazione che abbiamo cercato di recuperare, naturalmente grazie a Giorgio principalmente, e poi grazie a Claudio che ha portato gli ultimi qui, altrimenti non sapevamo cosa fare. Allora, per dirvi questo, l'importanza dell'orchestra, al gruppo polifonico Non Occorre che ringrazi, perché sono già ringraziati da soli, poi
ci conosciamo un po'. Nel dopoguerra, negli anni seguenti, questo lo diceva anche Barbara, si è ritrovato quello spirito del stare assieme, quindi dal ballo nelle sagre, nelle sale da ballo, e Ferruccio Marcossi è stato l'artefice principale di questo. L'orchestra, con la sua qualità musicale sopraffina, è stato un grande riferimento per tutto l'Isoltino ed anche oltre, e soprattutto un grande vanto per il paese di Capriva ed una soddisfazione per tutti i musicisti che in 40 anni si sono alternati a suonare con l'orchestra Marcossi. Hanno potuto conoscere, frequentare e condividere con tutti i Marcossi la musica che l'orchestra ha sempre saputo interpretare, rendendola sempre più piacevole e da tutti, perché ha cominciato nel dopoguerra ed è finita alla fine degli anni 70, quindi in una serie di anni si è modificato anche il sound, si dice oggi, si è modificato anche questo, e tutti sono stati all'altezza di portare avanti queste cose. L'orchestra è stata, bisogna dire la verità, un vero e proprio mito nel panorama musicale provinciale della nostra zona, e per questo c'è una sorpresa fantastica che non avrei mai potuto immaginare di averla, ed è dell'inizio musicale numero 1 che spero, prego Giorgio che ce lo faccia sentire. Naturalmente Strauss non è il Casetari. Con questo motivo, gentili signori, l'Orchestra Marcossi inizia il suo programma e vi augura una lieta serata. Quindi speriamo che sia una lieta serata come la invitavano tutti. Allora, bisogna sapere che l'Orchestra Marcossi ha sempre suonato dappertutto, ma era famosa soprattutto nei posti locali e soprattutto ha suonato per tanti anni al Corallo di Lucinico, dove a questo corallo venivano gente da tutte le parti, e abbiamo un signore qui che ci racconta una cosa. Che succedeva al corallo? Con Emilia. Noi deve stare anni 55-60, no? Sì. Ma di dove venivi? Di Capriva, Sì, anzi di fuori. E chi di fuori con sé venivano? Di veste e la pretis. Sporelli era sempre previsto. E non vengono altri smiesi. Di femminis e di feta e di femminis con sé non venivano a ballare. La Corriera. Oh, ecco. Di dove veniva la Corriera? E dopo ma te momento. E dopo quante lavi sociali si molto semplice, ma Navi con la Vespa. con il moroso. No, non si sa qui che era. Ma a casa si mette Per non pagare, e dopo vedi gratis. sì, ma i genitori non erano contenti. Ieri mi sa dormire poi. Bene. Vedete, succedeva di tutto con l'orchestra, ma non solo questo, un episodio di questi significativi è capitato anche a Giorgio, che aveva bisogno di una farfallina. Dai, dimmelo. Dovendo andare a suonare col frac mi serviva un papillon bianco. Non è una cosa che si trova in tutti i negozi, no? Il papillon è una cosa un po' particolare, soprattutto bianco. Quello nero è dei carnerieri, no? Insomma, in via Veneto a Udine ho visto un negozio che c'era questo papillon bianco. Vado dentro e sento i signori parlare in friulano, e allora ho detto,
che mi scusi, poi si vede che pavea lì, che vede sulla era così, no? Se, di dove veniva lui? Quindi di Capriva, mi sento subito che non è di questi bandi che ha lui, no? E di Capriva del Friuli, sì, io mi ricordi di Lusinissio del ballo corallo, sì, era un ballo fantastico, un'orchestra, una roba che non si può immaginarsi, ma sul serio. Ma sì, se suonavano tango, valses, ma soprattutto la musica sudamericana, il foxtrot, il cha-cha-cha, il boogie-boogie, che non eri, diciamo, pronspa, che roba cari, eri in capo sui valses tradizionali, ma lì era un'orchestra, ma come si chiamava questa orchestra? Femmina, Marcossi, l'orchestra Marcossi. Allora io tiri fuori il taccuin, tiri fuori certe entità, ti si fa sbio di che sei Sofì, una roba, insomma, però non mi ha fatta sconte. Allora vi raccontavo prima la mia storia, no? Di cosa è successo. Allora, cosa è successo? Avevo 7 anni, quindi ero un bambino, potete immaginare quei tempi. E c'era un presentatore che aveva un'agenzia che faceva spettacoli, questo era Walter Birsa, il quale lavorava in fonderia con mio papà, e siccome mi aveva già portato a suonare in quelle feste natalizie che facevano alla Saffoga, Gorizia, e siccome dovevano fare uno spettacolo a Russi, a Capriva, nella sala di Russi, e ho detto, ma chissà se quel bambino può venire a suonare, che tutti dicono che è così bravo, insomma, quello, no? Beh, allora cosa dobbiamo dire? Mio papà, non sai che il frutto, mia mamma con loro. Insomma, Walter Birsa è venuto a prendermi a casa con la lambretta, questo vi dico, era una sagra estiva, e con la lambretta mi ha caricato la fisarmonica e mi ha portato a Russi, dove c'era il palco e la sagra di Russi, e sul palco suonava l'orchestra Marcossi e io sotto ero tutto infreddolito, mi ricordo questa sensazione del freddo perché ero bambino, forse ero addormentato, saranno state le 10 di sera, e aspetta qua che ti sanno subito. A un certo punto lui va, presenta il bambino prodigio, insomma vado su e c'era il maestro Ferruccio che mi ha accolto. Come sono salito sul palco ho sentito una sensazione di calore, di gioia, mi sentivo veramente in un altro pianeta, mi pareva di essermi svegliato da un sogno. E allora questo Walter Birsa mi ha chiesto, ma tu cosa canti? E canto e suono una cosa, Caro Gesù Bambino e Lettera a Pinocchio. Vabbè, allora ho cantato questo Caro Gesù Bambino, sono una fisarmonica a cantare come così, e dopo applausi e canto questo Lettera a Pinocchio. Mentre cominciavo questa canzone sentivo che l'orchestra dietro mi accompagnava, io ero con la fisarmonica, l'orchestra già mi accompagnava, poi ho saputo perché Lettera a Pinocchio era un best seller che cantava Ennio, quindi era un suo pezzo, lo conoscevano bene, no? E sono venuti dietro a me e sono stato fortunatissimo con quella volta, quel giorno lì, dopo la mia carriera è finita lì, ma insomma, però è stata una cosa fantastica questo episodio, no? E poi sono stato pagato, questo è proprio il massimo, sì. Il pagamento consisteva in una carovana così di cowboy, di plastica, erano 4 cavallini e una carovana di quelle del Far West. Questo è stato il mio pagamento, quindi. E poi questo tipo di pagamento è continuato per tutta la vita. Bene, allora, la musica non era soltanto quella definita oggi liscio, ma l'orchestra suonava con grande perizia e capacità i Walter Viennesi, i tanghi argentini, contro i primi Ugo Piccini, il maestro Sacchi, Baby Zampa ed altri. Tutti contribuivano a fare un riuscitissimo sound in ogni occasione. Sentiamo il sound dal numero 2.
1960. Patrizia è questo pezzo. Sentite il sezione dei fianchi. C'è da solo di tromba. C'era la sola di tromba, io credo che era Jenny, perché ho suonato con Jenny mi piaceva, una trombettista fantastico, ma forse può essere stato anche qualcun altro. Però c'è anche un'altra musica, adesso la rumba numero 3, che sembra una musica messicana, che sembra strano che un'orchestra di Capriva potesse suonare queste cose. Sentiamo il 3. Questo gli anni dal 1958 al 61-62. Sembra di essere in Messico. È pizzata qua adesso. È pizzata la tromba. Poi ci sono stati anche grandi opere, grandi strumentisti e grandi maestri di musica, che veramente è difficilissimo elencarli tutti, ma sono scritti nel libro. Non devo ricordare una serie di batteristi: Gigi Molinar, Mario Feresin, Elios Briz, Bruno Gregoris, Scinco, che era il famoso cosiddetto Scinco, perché faceva scink sul piatto della batteria, e quella volta che uno faceva scink sul piatto è andato per Scinco. Franco Visentin, detto Cilla, e Giorgio Macorini, tutti decisi questi, e secondo le epoche, secondo le musiche, dei veri e propri trascinatori. Sentiamo il tango, il Caminito, no? Caminito. Se fatti i nostri mezzi sono sì, quanto del violino. Vedete i letti dell'orchestra? La gente che ballava. Sono stati anche più violinisti. L'orchestra secondo dei pezzi. Bene, allora però da dire anche un'altra cosa, che non c'era, oggi le orchestre hanno i furgoni, i camion, la squadra degli operai che scala, quella volta non c'era. E cosa facevano? Portavano tutti quei mezzi che potevano andare da Capriva a Lucinico, come si poteva andare con i mezzi dell'epoca. Ma il maestro Marcossi con qualche suo amico sono stati invitati a suonare anche oltre, e andare oltre i mezzi non c'erano, si arrangiavano con le lambrette. E Gianni vi racconterà per questo un episodio che mi ha fatto impressione, ma è vero. Cosa vuol dire andare a suonare del cividalese in lambretta negli anni 60? Vai. Mio papà aveva un amico San Leonardo, ecco,
Tieni il microfono. Sono stati militari assieme, e ogni anno voleva sotto Ferragosto di fare la serata tranquilla con Ferruccio Veni, però si distante, no? Fare un po' friulano con l'italiano. Tieni il microfono, Donza. Donza. Ecco lì. Teniamo, cercare tu. Allora diciamo, combini, ci sono 30 km, la batteria qui da partire Bruno Gregory, sì, Bruno. Però il tamburo grande, le Walter del Doc che parte ai Lens, la parte su lui, perché lui va a 20 Lens che li compra su da Domacia là, e un parte combiniamo di e non altri si insiste di spunino. Dos Vespris e una lambretta, combini, a San Leonardo, più San Leonardo scrutto per frazione 30 km, partiti tranquilli, Banzoni, Vieti, Dio. Erano tanti seguiti da mio papà, che l'ambiente lo sentiva, le canzoni che facevano li coinvolgevano. Dopo finito il ballo, bello, un paiato, tutto questo. In bevi album, molto torini da allora tu sei con lui, tu Bruno Gregory, tu hai il rullante, vendo di me a dirti che io con la calma, allora partissi, io calma, per cui arrivi a Capriva, monti tutti, e già Bruno. Sì, se vuoi, ma era con te, sì, ti disugo, Ferruccio era con te. Era stata uno. Era stata uno. Oddio, se fa sì. Allora uno che era pratica di Ferruccio, sai dire, io voglio con la Vespa, tu con la Lambretta, eri 3 di mattina, l'estate, uno di una banda e uno dall'altra, controllando ci sai, di qui del Fossano poi di ieri. Allora, quando sono partiti in Rivifico non snua. Avanti, devi abbracciare. Mi pare morning in Italia, così che degli ungari, no? Che mi parlare su dall'Austria, morning. Allora mamma dice, arriva in 4:20 e vedo in fondo un sentato su un paraciato. Con tamburo in Avevi bevuto e fanno dei curvi secchi a 4:20, ai 4:20 avevo che si è mollato e non si fa nulla. Grazie Gianni. No, allora, come un personaggio che merita di essere citato, no? Ed è Ennio Brioni, cantante melodico dalla voce dolce e suadente, nulla da invidiare ai suoi coetanei Natalino Otto, Achille Togliani, Gino Latilla, Gianni Dorelli o Paolo Bacilieri. Non aveva una grande estensione vocale come Claudio Villa, ma possedeva una voce calda, dolce e suadente. Facciamo sentire 5, al di là. Tecnico è un po' così. Sì. Ti domando a te quello. Ecco, abbiate pazienza, noi non siamo avvezzi con le tecnologie, siamo tormentati abbastanza. Taioli, registrato nel 1960, 58 ma fatta nel 58. Questo è il mio. Il coro ci si
innamorare le persone. Il canto era così, un canto melodico e dolce. Bene, adesso voglio farvi vedere una cosa. Negli spartiti che scriveva il maestro Ferruccio, vedete, questo è scritto strumenti in do, perché c'erano anche gli strumenti in si bemolle, vedete la qualità dello scritto, e sopra c'è un numeretto. Tanto è vero che il maestro Marcossi, quando dovevamo fare un pezzo, che c'ero anch'io, diceva facciamo il numero 32. E allora noi prendevamo il numero 32, ma c'era qualche fetente che io conosco che con quel numero 32 faceva delle cose diverse. Di cosa facevi tu? Dai, dai, facevamo un po' di tutto per dire. Ma cosa facevamo i numeri? Perché quando chiamavano i numeri noi dicevamo estrazione della tombola, perché non c'erano i titoli all'epoca, chiamavano i numeri, mi giro un attimo, salve. Sì, però tu li senti fin domani. Bruno mi ha detto di essere conciso, quindi ne parliamo da. Quindi dai numeri dovevi capire, noi che eravamo i giovani del gruppo, perché era un gruppo fusion già all'epoca, Bruno. Ma faceva troppo difficile. Fusion perché facevamo di tutto. Sì, boh. Una sera con Giorgio abbiamo suonato anche rock and roll. Dopo, quelle cose dopo. Ma volevo dire che lui, che era un fettentone perché è mestierante della musica, se quello diceva 32 col libro, girava il libro dall'altra parte, se no 32 o 23, suonava lo stesso, sempre lo stesso bene. Questo era il suo scherzo, no? Sì, scusate, mi piaceva prendere in giro. Sì, allora. Bene, allora, nel cassetto però si trovano anche ricordi precedenti a questa epoca, questi che diceva Claudio e anche altri, perché molta musica è stata suonata con e per gli americani, e nelle feste che si organizzavano l'orchestra era sempre disposta e dimostrava tutta la propria capacità. Giorgio, possiamo partire col numero 6? Sentite questa? Sembra di essere a Brooklyn, no? Insomma, è abbastanza impegnativa, ma c'è anche una successiva che credo che sia un bugio, diciamo la numero 7. Avete capito quindi che il genere musicale prendeva tutto lo scibile musicale dell'epoca, e quindi vedete l'orchestra schierata con, insomma, grande musica. E adesso devo dire ancora due cose che riguardano personalmente me, perché la mia frequentazione della famiglia Marcossi non si limitava a questo. Mi è successo sempre da bambino, diciamo un po' più bambino, che il parroco di San Lorenzo mi ha chiesto di andare a suonare l'organo in chiesa. E io sono fisarmonica, non sono l'organo. E lui mi dice, no, in 2 settimane tu impari a suonare l'organo in chiesa e fine. E cosa facciamo? La parrocchia
mi ha preso un pianoforte a noleggio, ho fatto qualcosa di pianoforte a casa mia. Dunque tu impari a casa il pianoforte e vai a imparare la musica della signorina Gianna. La signorina Gianna era la loro sorella, che era un diplomato in pianoforte, una cosa fantastica. Insomma, io ho fatto un anno, forse 2, con la Gianna, che mi insegnava in una maniera stupenda. Tutto quello che io so adesso di sentimento e di cuore nella musica l'ho imparato dalla Gianna. Allora, sì, a un certo punto, naturalmente, la Gianna la pagavano, mio papà portava un coniglio, una gallina, no? E mia mamma si vergognava di questa vicenda, che io dovevo dare lezione di pianoforte da una tale maestra senza pagarla. E allora, siccome dopo ho cominciato ad andare a scuola a Gorizia, quindi avevo 13-14 anni, e hanno detto alla Gianna: no, non possiamo più, lasciamo stare, no, perché mio papà diceva prima il talk di ciarpa, dopo la musica, dance musica, il talk di ciarpa, boh. E allora così ho fermato di andare dalla Gianna. E mi ricordo sempre che questa Gianna è venuta in bicicletta a casa mia a parlare con mia mamma e ha detto che è un peccato, che mi fa interrompere lo studio, che potevo andare al conservatorio e altre cose. E mia mamma ha detto che no, che non si potevano permettere, eccetera. E quindi la mia musica è fermata lì, però il mio studio con la Gianna. Però lei era una pianista fantastica, un grande insegnamento da lei, una passione incredibile. E il tocco sui tasti, questa è una cosa impressionante, era pieno di sensibilità. Non è, oggi si sente ping, no, erano tutti sensibili, tutti i tocchi. Ho ancora in testa le dita della Gianna affusolate, che io avevo invece mani tronche, le sue dita volavano sulla tastiera, il tocco era fantastico. Quindi lezioni importanti e una bella atmosfera in casa. La Gianna aveva la capacità di andare oltre il virtuosismo e disegnare invece il trasporto della musica con il sentimento, e questa era una cosa incredibile. Facciamo sentire, perché abbiamo provato un solo pezzo che c'è la Gianna che suona nell'orchestra, perché non era facile neanche per lei. Non si sente. No, c'è una cosa da dire ancora. Questa storia l'ho già raccontata qualche volta, quindi molti lo sapranno già. Quando dopo io continuavo a frequentare la casa dei Marcossi, no? E c'era, mi ricordo, un libro che si chiamava Clementi, che la Gianna mi aveva regalato, e allora io studiavo, perché mi diceva sono belle suonatine Clementi, no? E allora io sapevo 2, 3, forse 4 pezzi di questo Clementi, e allora andavo e la Gianna mi diceva sì, guarda. E certe volte capitava che si metteva a suonare anche lei, suonavamo 4 mani, per me era una cosa incredibile, 4 mani, fantastico. E in quello magari arrivava Gianni da scuola. Gianni, suona il violino, veniva Gianni col violino, suonava lui, anche assieme a noi 2, in 3. E da fuori nel cortile si diceva, stai suonando lì che sbagli tu, Ferruccio, che sgridava. E Ferruccio veniva dentro e diceva, ma sei suonare? E dalla cucina sentiva l'Ofelia e la mamma che ti creava a luce. Quindi i musicisti le sentivano dalla mamma, e quindi era un'atmosfera fantastica. Ecco. Diciamo però di Ferruccio soprattutto, no? Il patriarca della famiglia e dell'orchestra, sempre disponibile. Io ho provato per lui rispetto ed ammirazione, anche perché con la sua naturalezza e capacità musicale scriveva, come avete visto, le partiture per tutti gli strumenti. Univa all'arte e capacità professionale la sua grande umanità. E la sua grande umanità
Pensate che voleva insegnare il violino ai negretti in Africa, quando è andato a fare il militare in Africa, e anche ha suonato. Peccato che non abbiamo qualche fotografia, ma non del tutto, perché insomma aveva a che fare con la gente, era sempre aperto, sempre disponibile a tutto. Questa sua disponibilità aveva portato il professor Basaglia, siccome lui lavorava in manicomio, aveva portato a aiutare questi, diciamo, matti dell'epoca per farli crescere, nascere, portateli a casa, portateli alla partita, e lui li portava a casa, no? E magari gli suonava qualcosa a questi qua. È stata una cosa bellissima, perché questi li portava, stavano con lui felici e dopo dovevano tornare e faceva un servizio, diciamo, sanitario per il dottor Basaglia. Però ironicamente l'orchestra, c'era all'epoca il maestro Elio Corolli che faceva, e alla claviolina era quello strumento, no? La claviolina o claviolini, e Gianna al pianoforte e Ennio alla voce. Sentiamo questa, il titolo è Son matto. All'allegria dei pezzi spensierati, l'orchestra è specialista che nei brani romantici, ed aveva in repertorio molti pezzi che facevano ballare e innamorare le coppie, come ho detto prima. Guardando nel cassetto famoso dei ricordi emergono altre qualità, come per esempio quella di saper arrangiare e di adeguare alla musica da ballo alcune grandi melodie. Questa è semplicemente Giuseppe Verdi. Sì. Alfredo della Troviata. Sentite il violino dell'epoca. Di sicuro non era amplificato come si amplifica oggi. Con la stessa sensibilità, grazie, che emergono nell'orchestra e Caruso soprattutto. Con la stessa sensibilità artistica l'orchestra eseguiva con naturalezza anche musiche sudamericane e Ferruccio le ricamava con il violino. Sentiamo questa? Non è proprio sudamericana. Uno a te, uno a me. Ecco, importante è stato anche il contributo musicale particolare che l'orchestra ha saputo e voluto dare in tanti anni al gruppo folcloristico, sia con Ferruccio che con Ugo, con Mario Feresin, con Gianni, Giorgio ed altri, ma non abbiamo trovato registrazioni puramente folcloristiche. L'orchestra però ci viene incontro ugualmente
perché nelle serate da ballo, oltre al repertorio classico, non dimenticava mai le proprie origini ed eseguiva anche le musiche della tradizione friulana e dopo anche quelle triestine. L'allegria dei Tobis. Ma tornando alle meraviglie melodiche del 1958 ritroviamo il caro Ennio, che sapeva cantare meglio di Ernesto Parisi questo motivo. Se va. La numero 13. Suspense. Facciamo una gara. Tango del mare. Era un grande successo di Ernesto Parisi. Allora, il maestro Ferruccio ha sempre cercato di valorizzare i propri musicisti, anche pretendendo da loro un serio rigore musicale. Usava una rigorosità che era accettata e condivisa da tutti. Era fiero di loro, sia che si trattasse di professori, maestri o solisti speciali che venivano da fuori, sia che fossero gli autodidatti e suonatori locali. Coloro che a vario titolo, in tempi diversi, in tante occasioni hanno suonato con l'orchestra Marcossi, supera il numero di 50. Comunque il nucleo è sempre rimasto saldamente e fedelmente nella famiglia Marcossi. Gianni, per esempio, nella famiglia è sempre stato emblema di serietà e capacità. Ha suonato molto spesso con l'orchestra Marcossi, compatibilmente con gli impegni di studio e di lavoro, anche musicale in altre situazioni ed altre orchestre anche di un certo rilievo. Ha suonato, è stata una colonna portante per tantissimi anni del gruppo folcloristico ed ha collaborato tante volte accompagnando con il suo violino l'esecuzione del coro polifonico. Assieme alla sorella Gianna e al fratello Giorgio ha suonato nelle cerimonie matrimoniali e manifestazioni varie, poi tante volte ho sostituito io indegnamente la Gianna all'organo, vabbè, lasciamo stare. Però c'è un episodio simpatico, senza fare nomi, e io e Gianni abbiamo suonato un matrimonio a Caprisa. Il parroco era Buonanima Don Oreste ed era stato richiesto dagli sposi di suonare l'amore una cosa meravigliosa. E naturalmente non c'era nel repertorio dell'orchestra, all'epoca siamo tormentati, non c'era internet. Siamo riusciti a comprare lo spartito, che non era neanche facile, almeno con loro non era difficile, lui faceva il canto, era più semplice. Insomma, non so se adesso non mi ricordo, ma in pare all'offertorio, non era proprio il pezzo più adatto, abbiamo cominciato a suonare questo amore meraviglioso. Dopo 4 battute si sente il parroco grida: fermate la musica! E mi ci vorrebbe non aver sentito bene, fermate la musica! E Gianni, io ero seduto qua e non vedevo il parroco, e lui era in piedi lì vicino a me, si abbassava, fermate la musica! Sapete, un piccolo si faceva giù perché aspettava di finire la battuta, e sono stata un'avventura, è riuscito a finire Gianni una battuta, no? Non si ricorda, è così, è così. Bon. E dopo Roberto Michelani, che è qua, mi ha raccontato che quando andava a fare il Macacadis con Giorgio, andava in cucina e si trovava sempre le gire in cucina, e Gianni veniva a casa, si levava le mani e suonava il violino subito. Quindi questa è la famiglia Marcossi. Però abbiamo un'altra storia da dire, che per il Giorgio, che è un super musicista, con un'enorme carica di entusiasmo e di passione. Ha suonato anche lui nell'orchestra Marcossi, anche se non avrebbe dovuto.
compatibilmente con gli altri suoi non semplici impegni professionali e di enorme spessore che ha avuto negli anni. Da sempre, quando può, sostiene sempre spassionatamente a Capriva tutte le iniziative musicali, sia folcloristiche che corali. E qui abbiamo dei ricordi fantastici per i quali, siccome io ero giovane, Giorgio anche era giovane, e ci siamo messi a suonare, come si usava una volta, il beat. Allora per questo vedete un altro beat che troviamo qui, che aveva i capelli come Lucio Battisti, oggi non li ha più, Mario. Dovete sapere che abbiamo suonato nel cantinetto dei Marcossi, che era 3x4 forse, pieno di spartiti, di musica e di tutto, e noi andavamo lì a suonare. E soprattutto il bello era che Franco Cilla veniva con la batteria con i tamburi del Dixon, quella era la batteria. Sì, ma poi abbiamo suonato invece in soffitto da Mario, e qui è successo un po'. Qui è successo che Don Oreste ci ha denunciato perché si sentiva, più che Rosario si sentiva noi che facciamo confusione in piazza. Si mettere completamente per le orecchie dei ben smessi. Sì, ma non bisogna dire chi era. Era Giorgio, io, Mario, Pieruccio alla chitarra, sì, e Franco Cilla alla batteria. Sì. Questo era il primordio dell'orchestra Marcossi, settore giovanile, diciamo. E quindi ho tanto di questi ricordi, tanti aneddoti che insomma non potremmo dirne tutti. Però negli anni 70 poi, perché l'orchestra è finita diciamo alla fine degli anni 70, negli anni 70 c'è stato un ricambio nell'orchestra ed un inevitabile adattamento ai tempi. Per cui possiamo far sentire il numero 14. E qui c'era già un liscio beat. Questo non era Ennio, per fortuna. Non mangi più, non dormi più, che becco trea. Vuoi bicchieri, la chissà gelosia. Te fai impazzire, chi tuo papà. Ora baciate mamma. E un fratello vicino. Che voglio me. Si continuava. Ecco il cantante. Si suonava ancora molta parte della musica classica dell'orchestra, con l'aggiunta di graduale di una piccola parte del repertorio rock o di altro che era di moda, su richiesta e piacere nostro e anche di quel furbo di Giorgio, perché Giorgio faceva di tutto un po'. E Ferruccio, che era una buona anima, lasciava fare di buon grado. E qui c'è un altro episodio che vi racconto io. Siccome abbiamo suonato, io ho fatto 3 veglioni di contadini a Gorizia nella sala della ginnastica, e specialmente l'ultimo, quando Giorgio era già, non poteva, era già un super professore, insomma, però era comunque appassionato di rock eccetera. Quando Ferruccio diceva vuoi sentire Iurte, che si sente, e ci lasciava sul palco noi, e Giorgio come faceva il peccato, finché l'altro. Allora cominciavamo con una canzone che poteva sembrare un pezzo classico d'orchestra, suonava Tico Tico lui col flauto, no? E questo sembrava tutto bene. A un certo punto passavamo a una cosa più forte, al rock dell'epoca proprio pesante, insomma la sala si è svuotata completamente, tutti seduti, e dal fondo del bar in fondo c'era uno degli organizzatori dei contadini, un tipo, un energumeno grosso, rosso in faccia, con sapete la cravatta con l'elastico, tutto paionato, questo qua, che da laggiù gridava Fessoneso, insomma veniva avanti questo qua, veniva avanti, sul palco, sul palco c'erano dei gradini,
E questo veniva gridando, arriva sulle scale, ma finisce di suonare, e lui col flauto, come? Non abbiamo smesso come quando vorreste, abbiamo suonato fino alla fine e dopo le abbiamo sentite. Ecco, questa era la riunione di contadini. Comunque, un altro piccolo ricordo che cerco di accelerare un po' perché sennò stiamo qua fino a domani, che ci vorrebbe. Le colonne portanti dell'orchestra, forse più significativi e versivi, come molti che ci sono questa sera, c'è il maestro Licia, ci sono tanti altri che magari non vedo più, ma comunque. Ci sono stati Bruno Brumat, clarino e sax contralto, Mario Cappello, pianoforte e organo, Elio Corolli, oboe, flauto e polistrumentista, Giulio Cosmano, pianista e professore di musica, Ennio Grion, cantante e contrabbassista, Ugo Marussi, piccin, fisarmonicista e polistrumentista, Geni Eugenio Presce, trombettista, Luigi Sacchi, trombettista, Angelo Samotti, era il vero nome di Cinco, il batterista, e Giuseppe Zampar, detto Beppi, no? Questi erano, diciamo, i fondatori. Sì, probabilmente sono i fondatori, no? Sì, scusate ancora un attimo, vediamo se. Allora, dobbiamo dire una cosa adesso, dovete perdonarmi con una religiosa ammirazione, vi dico questo qua, di classe, capacità e passione di Ferruccio. Abbiamo suonato più volte assieme ed eravamo a suonare nel campeggio di Belvedere quando ormai gli anni erano passati e molti di quei campeggiatori erano professori di musica, gente di un certo livello, e ci chiedevano dove il violinista aveva studiato, dove aveva che suonava così bene. E no, Giorgio non sapeva mai cosa rispondere e siamo stati zitti, perché Ferruccio suonava divinamente anche in età avanzata. Allora adesso, in religioso silenzio, ascoltate questo, che è una prova di una registrazione fra le ultime che Giorgio è riuscito a convincere suo papà a fare, perché c'erano i mezzi già più moderni, però Ferruccio no, poi io per dire, e Giorgio l'ha convinto a fare questa registrazione. Se chiudete gli occhi sembra di sentire cantare Iglesias.
Grazie. Siamo quasi alle ultime. Alla fine degli anni 70, con Geni, Ugo e Ferruccio, l'orchestra ha continuato per un po' di tempo e Ferruccio dava carta bianca a Giorgio, che all'epoca si sentiva un professore rocchettaro e che amava suonare la chitarra. E adesso vi facciamo sentire una cosa per la quale bisogna avere un po' di attenzione. Questa è stata una saga Giorgio Rocchettaro. Questa è l'evoluzione. In inglese naturalmente è perfetto. In inglese mi siamo. Questo è il maestro Giorgio, sembra Jimi Hendrix. La batteria Giorgio Macarini con la forma urlante. È urlante della batteria. Va bene, per le nostre orecchie sì. Però bisogna dire, forse non andava molto bene, però ci siamo anche divertiti. Allora, così i rimasti, cioè i soggetti, i musicisti rimasti, hanno raccolto l'eredità dell'orchestra Marcossi, un po' qua, un po' là. Molti che cerchiamo di ricordare e ringraziare non ci sono più, però siamo certi che ci guardano da lassù, felici e sicuri che ognuno di noi, musicisti che abbiamo partecipato a questa avventura, non potrà dimenticare le lezioni musicali e la bellezza dello stare assieme in musica. Io non l'ho dimenticato, è quello che non lo dimenticherò mai, così penso, sono sicuro di tutti. Rimettiamo la musica finale, io dovrei leggere una piccola cosa che l'ho scritta anche sul libro, se ce la faccio, perché mi sento emozionato. Allora, il fatto di partecipare da suonatore e membro dell'orchestra alle manifestazioni musicali dell'orchestra stessa che qui ricordiamo è stato per tutti i protagonisti come trovarsi in uno scrigno magico dove le capacità di ognuno trovavano luce e spazio, riunendosi e fondendosi in una nuvola di sincera complicità artistica. Questo è stato, e per ciò che si fa e si farà qui ancora in musica, lo è ancora. Il gruppo polifonico con questa pubblicazione rende onore ad una grande eccellenza di Capriva e dallo spirito che ci è donato e che noi chiameremo sempre con il cuore lo spirito dei Marcossi. Devo dire che con molta facilità questa sera dico bravo Bruno, cioè, bellissimo, complimenti. E credo che dopo questa bella presentazione siate tutti invitati a prendere a disposizione vostra un libro così ben presentato, ma chiediamo un piccolo contributo di 10 euro per riuscire a sostenere le spese di pubblicazione. A questo punto io vorrei però ringraziare ancora ulteriormente e lasciare un omaggio alle persone che ci hanno appunto aiutato in questa realizzazione. Chiedo a Marco e Lucia se per cortesia mi aiutano e lasciamo un presente alla famiglia Marcossi, e cioè
a Giorgio, c'è scritto il biglietto sopra, a Giorgio, siamo in un'azienda molto importante, pertanto l'omaggio porta il nome dell'azienda. A Gianni, anche a lui un piccolo omaggio, ma molto significativo. Ecco, chiedo a Marco di consegnare a Barbara, che è stata molto impegnata con la famiglia. Chiedo anche, Lucia, se puoi consegnare a Antonio Roversi, che ci ha aiutato nella stesura di questo libro e ci ha accompagnato fino in questo momento. Grazie infinite. Anche Lucia, se puoi dare anche al nostro moderatore Bruno, si è guadagnato anche lui un presente. E chiedo alla nostra maestra Lorella se può venire un attimo qui, un piccolo presente, ma veramente con il cuore, per aiutarci sempre in questa avventura corale con tutte le sfumature del caso. Grazie infinite. Bene, a questo punto cosa dite, famiglia Marcossi? Possiamo dare via alle danze? Cosa dite se facciamo anche ballare un po' la gente? Ci mettiamo un balzerino qui che la gente balli? E mentre la gente balla potete accostarvi ai tavoli dove verrà offerto un momento conviviale per tutti. Siete tutti invitati a rimanere. Grazie ancora.